Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ha dato ragione all'azienda pubblica ETRA, acronimo che sta per Energia, Territorio, Risorse Ambientali, nei confronti del comune di Asiago in provincia di Vicenza e di una società di servizi. La municipalità montana aveva deciso di indire una gara di appalto per la gestione dei rifiuti, in quel momento a cura della stessa Multiutility Berico Euganea, senza comunicarglielo in vista della decisione di non rinnovarle l'incarico. Il TAR ha riconosciuto ad ETRA una gestione virtuosa dei servizi locali con la formula in-house, cioè in proprio, concludendo che qualora un comune desiderasse abbandonare il rapporto può farlo soltanto attraverso una soluzione più conveniente e di maggiore qualità, fermo restando che il servizio viene pagato con soldi dei cittadini, ai quali va garantita efficienza senza imporre una spesa esagerata. Sì, è intervenuta nel mese di settembre un'importante sentenza del TAR Veneto che ha riconosciuto a questa società due valori importanti, quello di efficienza, economicità e direi anche virtuosità. Questo ha, diciamo così, smantellato una convinzione che purtroppo imperversa nel nostro territorio, secondo la quale andare in gara sarebbe a priori una soluzione economica e vantaggiosa e conveniente. Il TAR ha detto no, le soluzioni alternative rispetto all'in-house devono essere adeguatamente motivate, quindi ETRA è una soluzione virtuosa. ETRA è una società che opera nel territorio, investe nel territorio, non produce dividendi perché i propri diciamo così, avanzi di esercizio li reinveste nel territorio.